E Mimmo Gueli, il neopresidente dell'ambito territoriale idrico ottimale cosiddetto ATI, eletto all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci lo scorso 16 febbraio. Dal CDA fanno parte anche Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, nella sua qualità di vicepresidente, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, Francesca Valenti di Sciacca, Vincenzo Corbo di Canicattì, Stefano Castellino di Palma di Montechiaro e Mirko Cinà di Bivona. Per Gueli si apre una nuova stagione importante anche per i tanti finanziamenti previsti sulle reti idriche, ma sono tante anche le criticità per poter andare avanti. Ho un incarico che sopraggiunge a consolidamento di un'esperienza portata avanti in questi anni assieme unitamente a tutto il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è stato all'unanimità confermato nel suo assetto e mi è stata data la possibilità da parte dei miei colleghi sindaci di rappresentarne la presidenza. Indubbiamente ci aspettano tempi difficili, un momento difficile da superare, ma l'orientamento nostro è quello di portare avanti l'attività di stabilizzazione che abbiamo iniziato in questi anni e rafforzare e consolidare tutto il lavoro a favore di AICA. Ecco, c'è chi dice che la gestione andrà verso il fallimento, insomma, per via di tante problematiche finanziarie, chiaramente speriamo no. Le problematiche finanziarie evidentemente sono come dire, comprensibili in questa fase perché è mancata nella fase di avvio la finanziabilità. Vero è che la Regione ci ha dato la possibilità di usufruire di un'anticipazione che poi operativamente è venuta come dire, difficile portare avanti. Il passaggio per i comuni non è un passaggio semplice perché cioè le risorse sono state messe a disposizione a valere sul Fondo per le autonomie locali. Il passaggio per i comuni si è rivelato alquanto difficile. Tante procedure sono incagliate per l'appunto nei consigli comunali e si sta cercando in una ricognizione puntuale di superare come dire, le asperità e le difficoltà anche singolarmente con un lavoro di raccordo che sta operando certamente AICA e anche noi come ATI faremo la nostra parte. Ecco, personalmente qual è il suo auspicio, Sindaco? Ma il mio auspicio è quello di continuare a insistere verso questa scelta che è una scelta storica per l'ambito agrigentino, unica realtà del meridione dell'intera nazione verso la gestione in forma pubblica dell'acqua. Noi la scelta la operammo già da diverso tempo, quella di andare verso una gestione pubblica con l'affidamento in house. L'ATI Agrigentina, i sindaci agrigentini sono come dire, un gruppo coeso che hanno optato già per una scelta in questa direzione, è stata ribadita poi con l'approvazione del piano d'ambito e oggi ci ritroviamo seppur in una fase di difficoltà ma con una scelta da come dire, perseguire anche perché è l'unica strada dalla quale non si può tornare indietro.